Mi vorrei sapere quanta pazienza che ha quella femmina là. Chi? A tua, quanta pazienza hai quella femmina? Io che pazienza. Mi guarda che no, qui. Oh, E poi pensate, ma sì. che non ti conta neanche cosa che mi ha combinato per passare. Una sera vengo a casa, un orario giusto, insomma. Giusto. A me aspetta inrabbiata come una iena. A me fa, alle 3 di mattina te vieni a casa. Fatto un metronotte di, no? Ho detto, Flora, guarda che lì è un botto, non le 3, ma le 3 e mi devi dire che lì è un botto, sta qua insiste, era decisa. Dura che era i 3, tu capisci? Come è finito? Lì è un botto e 3, ma come? Che l'ha spiegato il campanile. Il campanile? Cos'è sta roba, il campanile? È il campanile che gli ha batteste l'ora in quel momento, preciso istante, tu capisci? E l'ha fatto. Pan! Tan! Tan! Scusa un attimo, sti qua dice 3 colpi. E infatti a me fai. Allora, tu capisci che ora che lei? Ho capito che lei è un botto, occorre che il mio batte 3 volte. Ah, perché il campanile. No, anche qui si è messo in combuta. Non La roba la volta dopo se non ti arriva a casa prima di mezzanotte non stai neanche a venire dentro. Dentro perché a te affettava. Sono arrivato dentro a me aspettare qua a Mesqua, a un botto ti vieni a casa. Ma che lei era 10. Ma garantito il limone. E ha continuato a dire che era un botto. Un botto di ese, roba da far barufa. Insomma, chi aveva ragione? È il campanile. Ancora il campanile ha suonato, arriva il momento giusto. Tan! Botta secca. Secca. Ecco. E questo cosa sta a significare? Infatti la femmina mi fa, hai capito? Perché mi parla in italiano quando che lei è nervosa. Sì. È o non è l'una? Ecco. Flora! L'1 come fai a battere il 0? E tu hai visto un campanile che batte il 0? Non si è mai finito di imparare. E batti l'1, il 2, il 3, il 0, non ti ho batti. Non si è mai finito di imparare. Non si è mai finito di imparare. Sta.